Nella terra di Sicilia, situata tra la maestosità del Mongibello e la profumata riviera dei Limoni, scenario dell'affascinante mito del pastorello Aci e della ninfa Galatea, là dove d'estate il sole cocente picchia a martellate sui cervelli della gente e gli inverni sono tiepidi e soleggiati, e dove accadono cose che non possono accadere da nessun'altra parte, si trova una piccola diocesi. Siamo alle soglie del 1950 e la vita riprende pian piano a scorrere, lasciandosi alle spalle i terrori della Grande Guerra. Le giornate all'interno del seminario diocesano, dedicate alla rigida formazione dei chierici e scandite dai ritmi della preghiera e della meditazione, sembrano passare tutte uguali, fatta eccezione di quel giorno in cui ha atteso un ospite d'eccezione, un padre missionario in Cina. Nonni, posso più? Io sono malato e mi fanno travagliare la mattina sera senza un momento di respiro. E io faccio i cammarati, e io faccio i gabinetti, e io faccio i monitori. Ora, sparti, pretendono magari di farmi fare un lavoro elastico. Niente, me ne vado, stavolta mi licenzio, domani mi punti e via. È possibile che non possa avere manco un momento di libertà per raspare la testa? Ma Ciccina, mi pare che potessimo finire ora. Non faccio che un continuo lamento, notti e giorni. Ma com'è che non dici di? Chi vuoi ora? Si può sapere chi c'è chi? Un viciritturi vuole sapere se è arrivato un missionario da Cina. E questo missionario da Cina? E io chi li saccio? Un viciritturi dissi solo che come arriva un missionario da Cina vuole essere avvisato. E sta bene, come spunta, avvisiamo. E ora ci dico. Senti Ciccina, mi fai un favore? Niente, io favore non ne faccio a nulla. Che come ti piace? Ma perché chi voleva così? Ha visto a dire apposta a picchiare la pensione. Ci arresti tu la porta fino a Catonno? Magari di suora, magari la puttinara mi tocca fare ora. Ni voliti rossa e la pelle mia. È buono, non te la vedi più sta gran mucca. Tu ti sta dicendo cosa? Fossi che ti voglio obbligare? Mi pareva, a mia nonna mi fa favore e io non ne faccio a nulla. È buono, basta che c'è la salute. Sì, un momento. C'è permesso? Si può? Avanti, avanti. Tanto c'ho il seminario. Care, ma così bravo. Ci vuole? Ci vuole per il nostro seminario. Che come chi ci vuole? Cara vita porta e già sì. Non voleva dire questo. Che ci vuole per fare? Va! Per fare il parino. Oh, e che ti volete fare, Parino? Voi? Io, mio figlio. A mio figlio non so ci viene sta volontà. E siamo venuti per informare. Ma mi pare che è una cosa facile? Allora vi devo. Un è vostro figlio. Qua fuori, cadrà fuori a sciccarella. A chiamare? Meglio è, facetemi lo conosci. Un momento. Pianuzzo! Chi vuole papà? Vieni qua, ciao! Ascetta magari a casa di Toccate la scecca! Cain, c'è chi si spazio. Picchi! Non ti do 200 anni! Più hai ordini di non fare in casa. Poi chissà. Vabbè, ma ho capito! Io non so niente, non toccate la scecca! Caso mio papà, E non ti saluta? coscienza benedita. Bravo, Santo e benedetto.
Dunque, Topacio mi disse che vogliamo essere in seminario. Sì, signora. E perché? Voglio diventare canonico. E ce l'hai la vocazione? Come non sai? Senza vocazione non si già in seminario. Sentisse, noi siamo venuti per informare di tutto quello che ci vuole. Coscienza, mi disse di chi si tratta, che cerchiamo di procurarla sta vocazione. Siamo scorni per queste cose. Ma lo sapevi tu sempre? È più un negaro sto ignorantone. Ma l'avvocati! Cacchi di furca! Pugnate canaugia ora se avete coraggio! Che con suo papagno vi calcola la distanza dentro la panza! Disgraziati! Mi fa fatta a scecca! Mi sapete solo che da fare so! Ma io non so resta a capo! E si avvicinano ancora a stimare la condotta! E ti me la vociata che giù su pifesi! Disgraziati! Ma che è successo? I lunazzi, una cricca devastata, che fa de fuori, vedete una scigaretta sola, ci trovano la cura. Ma ci farà puntuale, se sarete sicuro ancora, il l'uomo, parola di cammello sul naso. È buono, carusi su, che ci volete fare? Io subito, non sai da una scicaretta, a già tu come una persona di famiglia.